Punta sulla partecipazione, con me tutti i trevigiani saranno il sindaco è lo slogan, e su colori sgargianti per rivitalizzare una città ingrigita da 20 anni di amministrazione di centrodestra. Giovanni Manildo ha aperto ufficialmente la sua campagna come candidato sindaco per il PD e l'intero centrosinistra trevigiano alle prossime elezioni comunali del 26 e 27 maggio. Le linee guida, ha assicurato, saranno quelle dell'amministrazione partecipata, delle proposte condivise, non con un sindaco padrone, ha detto Manildo, non per una città solo di alcuni, ma in cui tutti portino un contributo per consegnare una Treviso migliore alle prossime generazioni. Con me tutti i trevigiani saranno il sindaco. La partecipazione è una città diversa in cui l'amministrazione e il sindaco non hanno una concezione proprietaria, ma una concezione condivisa di partecipazione e impulso alla vita della città di tutti i cittadini. A curare la sua corsa verso Cassugana, il candidato del centrosinistra ha chiamato tra gli altri Marco Marturano, giornalista e docente universitario, uno dei più affermati guru della comunicazione politica in Italia, già a capo delle campagne elettorali di molti sindaci in svariate città, da Torino a Milano, da Venezia a Padova. Tra le varie iniziative per favorire la partecipazione, sul profilo Facebook di Manildo i cittadini potranno scrivere richieste e brevi commenti sulla città. Ogni giorno il più votato diventerà un poster. Alcune frasi sono già state riportate sui manifesti da distribuire in città. No, non a caso, perché riteniamo che in questi 20 anni ci sia stato un progressivo ingrigirsi della città e che sia necessario svegliarla, e quindi anche come immagine vogliamo dare un'immagine viva e di visione diversa della città. Certo, il valore dell'alternanza è fondamentale, è proprio la democrazia si fonda sull'alternanza, cioè sulla possibilità che chi è in minoranza un giorno possa essere al servizio dei cittadini amministrando una città. Io penso che sia fondamentale che ci sia il limite vero di 2 mandati. C'è qualche candidato che dice di se stesso che si candida per la 5ª volta. Ormai ai dettagli finali il programma, la coalizione che sosterrà l'aspirante sindaco verrà ufficializzata a metà mese, non appena tutte le liste collegate avranno definito i propri componenti. E non a caso la campagna elettorale è stata presentata in un bar in Piazza del Grano in giorno di mercato, proprio per essere vicini alla gente, ha spiegato Manildo. Altrettanto non casualmente, la sede elettorale è stata collocata in un negozio chiuso, l'ex Compact Disc, in via Ortazzo.